Siamo in collegamento telefonico con Antonio De Poli, senatore questore e presidente dell'UDC. Ben ritrovato onorevole De Poli e grazie di essere con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Eccoci qua, onorevole De Poli, lei avrà sentito e avrà seguito anche quello che è stato questo raduno, questo mega raduno della Lega convocato dal segretario regionale Alberto Stefani a Treviso, in cui di fatto Matteo Salvini ha in qualche modo rassicurato, per modo di dire, i militanti del Carroccio dicendo non si corre da soli, ma la maggioranza di centrodestra che attualmente governa la Regione Veneto deve rimanere compatta. Questa decisione la lascia soddisfatto? Direi che è una normalità, non poteva essere diversamente. Il Veneto, come le altre regioni, il centrodestra andrà chiaramente compatto, unitario in tutte le regioni, ma questo lo è. Se non si andasse compatti nel Veneto vorrebbe dire che c'è una crisi di governo nazionale, e questo chiaramente non è assolutamente nei fatti, nelle valutazioni politiche, in nessuna considerazione. Per questo motivo la conferma, se così possiamo dire, fatta dal segretario nazionale della Lega Salvini è una conferma di quello che devono essere i fatti. Il Veneto correrà unito e compatto come centrodestra per chiaramente riconfermare il buon governo della regione e per chiaramente far sì che il centrodestra ha dei prossimi 5-10 anni, quanto poco, ancora da poter governare questa regione, guardando il futuro, guardando alle nuove prospettive, guardando chiaramente quelle che sono anche i contesti oggi più che mai internazionali che ricadono sulle nostre aziende e su ognuno di noi, anche sulla vita di tutti i giorni. Onorevole De Poli, sa, c'è questa situazione di cui abbiamo già parlato con altri illustri ospiti che l'hanno preceduta. Di fatto all'interno anche della maggioranza di centrodestra che attualmente governa il Veneto c'è questa situazione, chiamiamola un po' controversa. Da una parte c'è una Lega che non ha i numeri dal punto di vista dei risultati elettorali, ma può vantare comunque un esercito di ottimi amministratori, parliamo di sindaci e di assessori. Dall'altra parte Fratelli d'Italia che si fa forza dei numeri, ma che forse, con tutto il rispetto, non ha queste figure così autorevoli dal punto di vista dell'esperienza amministrativa. Ma sicuramente la Lega ha una classe dirigente importante in Veneto, data da un governo oramai di 15 anni della presidenza della regione Veneto con Zaia, e prima ancora all'interno della maggioranza del centrodestra chiaramente di governo, e questo chiaramente ha fatto crescere quadri dirigenti in tutte le province e all'interno dei comuni. Ma altrettanto voglio dire, sicuramente anche Fratelli d'Italia può avere sicuramente ha delle figure che possono essere chiaramente all'altezza, come ogni altro partito della coalizione, a partire chiaramente da Forza Italia, ma anche altrettanto dall'UDC, anche se siamo i più piccoli della coalizione. Quindi credo che queste considerazioni sono corrette, sicuramente corrette, ma faranno capo a una discussione, a una valutazione del quadro nazionale, appunto, di equilibrio per raggiungere gli obiettivi migliori, per trovare la figura che in Veneto sia la figura migliore per governare i prossimi anni, con chiaramente tutte le prospettive future, quelle che sono le nuove linee e le indicazioni a livello nazionale. Voi pensate che a livello europeo, internazionale, sia da quello che riguarda tutto il contesto dei mercati internazionali che stanno cambiando, e quindi tutta una rivalutazione su questo tema, e quindi la regione diventa fondamentale perché ente di programmazione, ente chiaramente legislativo, per poter chiaramente fare delle leggi, degli interventi tali da aiutare chiaramente da una parte le nostre aziende e di conseguenza ognuno di noi per un percorso futuro che ci deve vedere ancora
protagonisti all'interno del quadro nazionale e internazionale. Onorevole De Poli, lo ha citato proprio lei poc'anzi, il quadro internazionale. Dopodomani dovrebbero scattare ufficialmente, così è stato segnato nel calendario anche della Casa Bianca, i fatidici dazi imposti dal governo Trump, mercoledì 9 luglio. Lei è spaventato, preoccupato per questo quadro che inevitabilmente si modificherà in maniera ulteriore proprio con l'entrata in vigore dei dazi, anche se abbiamo sentito sono comunque da tempo, da settimane in atto trattative tra molti stati dell'Unione Europea e il governo degli Stati Uniti per, come dire, attenuare un po' quello che sarà il peso di queste imposte governative e queste tariffe doganali. Ma io credo che la tregua cosiddetta nella discussione importante e fondamentale che si sta avendo tra l'Unione Europea e chiaramente gli Stati Uniti si giochi in queste settimane, quindi è fondamentale. Il ministro, tra l'altro, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent sembra che ci sia un rinvio al 1 di agosto proprio per dare la possibilità di fare le trattative chiaramente su tutti gli stati, non solo sull'Europa. Ma oggi entra in gioco un altro grande tema, l'Europa. Oggi l'Europa non può permettersi di restare a guardare, non possiamo lasciare che ogni paese, ad esempio, o ogni paese membro, agisca per conto suo. Serve una strategia commerciale comune di tutta l'Unione Europea, forte, coerente, che protegga gli interessi di ognuno degli stati, delle nostre imprese, ma che lo faccia dentro chiaramente a una cornice di un dialogo internazionale. Io credo che oggi non servono muri, ma servono punti di unione, serve una politica estera economica europea che sappia aprire tavoli con gli Stati Uniti, ma un unico tavolo unico, non paese per paese. Non possiamo andare assolutamente dividere e che sappia chiaramente l'Unione Europea, che sappia difendere i nostri prodotti chiaramente dalle concorrenze sleali, ma senza chiaramente con l'attenzione di non chiudersi in logiche protezionistiche. Io credo che oggi questa sia la vera scommessa che abbiamo di fronte come italiani, ma in particolare come Unione Europea. Oggi dobbiamo far sì che dobbiamo battere un colpo come Unione Europea e finalmente farci vedere che siamo un paese unito in tutti i suoi aspetti e non ognuno degli stati che va a trattare per conto suo. Questo correrebbe il rischio di indebolirci e quindi domani mattina di non raggiungere l'obiettivo di avere questo contesto dei dazi il minor possibile, con anche tutta una serie di protezioni anche stagionali rispetto ai prodotti eccetera. Cioè, la discussione è molto ampia e su questo dobbiamo avere una forza comune per poter chiaramente raggiungere il miglior obiettivo per la salvaguardia, come dicevo prima, delle nostre aziende e di conseguenza di ognuno di noi. Noi siamo grati all'onorevole Antonio De Poli anche per questa puntualizzazione conclusiva, insomma, che deve indurci anche ad una riflessione importante. Grazie da Buongiorno Veneto ad Antonio De Poli, senatore questore e presidente dell'UDC. Senatore, una buona giornata e una buona settimana a lei da Buongiorno Veneto. Grazie a tutti voi, buona giornata e buona settimana.